The Andrea Bocelli Foundation celebrates its 10-year anniversary of empowering cultures and communities in Italy and all over the world. They inaugurated their new headquarters and educational laboratory titled ABF Global Lab on the International Day of Education on January 24th this year. Noi ci abbiamo provato e credo che in tanti frangenti ci siamo anche riusciti. Sicuramente la Fondazione ha salvato la vita a tanti bambini a Haiti e questo basterebbe. Li ha tolti dall'analfabetismo, quindi gli ha dato loro una dignità, e poi abbiamo attraversato l'oceano per intervenire qui in Italia dopo il terremoto delle Marche, costruire 3 scuole che ormai tutti conoscono. E poi quello che conta è guardare avanti, no? Non ci dobbiamo rosolare in quello che è stato fatto, pensiamo a quello che dobbiamo fare. Ma l'importante è cercare di aumentare le forze. Aumentare le forze significa trovare tante persone di buona volontà che si uniscano a noi, che rendono la squadra più grande e più forte. Il mondo va avanti grazie ai talenti di ciascuno di noi, no? Ciascuno di noi talenti. Quando si riesce a valorizzare questi talenti noi facciamo un'opera estremamente meritoria. È importante fare questo perché il mondo va avanti sulle spalle degli uomini di buona volontà che hanno realizzato i propri talenti. Per me è stato un momento molto emozionante perché per me si trattava di una preghiera, volevo fare per tutti e con tutti, è stato solo questo, andare a fare una preghiera nella città simbolo del contagio, a Milano, esponendosi ai rischi del caso, e per trasmettere a tutti un messaggio di speranza e invitare tutti quanti a pregare perché per me la preghiera ha un potere fortissimo. To celebrate the ABF Foundation's 10-year anniversary, a video mapping project titled ABF Stardust will animate the facade of the Baroque San Firenze Palazzo on July 12th and 13th to mark the occasion of the anniversary and to celebrate their many projects over the years.